国际消息来看到，意大利南部最近是受到热带气旋的损动，伫咧西西里岛一个小镇，佮引发大规模的崩山，有真侪人家厝是拢已经伫咧山坎边啊，强要崩落来。当局是赶紧来撤离超过1500个人，初步估计这热带气旋是已经造成20亿欧元的损失。 对空中画面会当看到意大利西西里岛尼谢米镇严重崩山，大片的人家厝剩一半，佮经伫半空中，边有几台车辆也强要落落去。消防人员协助居民爬登去厝，赶紧甲行李款款的。已经住买几十年的厝，这是时间都无去，居民惊吓无助，暂时撤离到安置中心。 Sono momenti troppo perché io ho amiche intime veramente da una vita, abbiamo studiato assieme tutto, che hanno perso tutto. Hanno perso ed è una cosa straziante, veramente. 意大利总理梅诺尼坐直升机巡视灾区，宣布当地紧急状态。边防部门警告，因为地下水也未消，整个山坡地是真无稳定，随时可会出去。伫咧崩山附近的所有人家厝拢袂使搁住，因为无可能搁回去。 官方评估，这场崩山所造成的损失，恐惊有到20亿欧元，新台票大概是748亿，要重建是非常艰难。Un dato è certo, la frana è assolutamente ancora attiva. Io stesso l'ho documentata col mio telefono mentre facevo il sopralluogo, quindi è chiaro a tutti che la situazione è veramente molto complicata. Lei dice definitiva perché crolleranno le case che stanno sul ciglio? Allora, non so se crolleranno oppure no, ma è chiaro che se una casa è sul ciglio non potrà essere abitata. 这场灾难也引起土地过度开发，甲政府长期无看重地质风险的强烈质疑。居民也希望政府会当赶紧提出长期安置甲重建的计划。公司新闻陈伟仁、刘选编译。